Allora ragazzi, mancano le ultime 2 pennellate. Vediamo. Per finire il quadro. Ok. Le ultime 2. Vediamo. 2. Ah. Quindi è Bellissimo. il quadro è finito, capito Antonio? Applauso, bravo! 93 minuti di applausi. Questo quadro è finito e rappresenta la Sicilia e il Tuppetturo. Qui potete vedere il bianco della tela. Ok, E queste sono le ultime 2 pennellate. ho capito. E il tuppettro sarebbe questo qua, giusto? Il Tuppetturo ognuno lo vede dove vuole. Ah, ok, uno non Non- lo non- vuole. Astratto, è dobbiamo dire, astratto. no. Antonio, tu che cosa ne pensi di questa opera d'arte? Inquadra che è Posso- finito. Ti voglio inquadrare a te mentre mi dici cosa pensi di questa cosa. No, è sto bello. Che cosa ne Bella. pensi? Ragazzi, non ve lo posso dire cosa penso. Bella minchiata. Tu invece. Scusi, Vai via. Ero da Agira. Perché io sono di Agira. Avevo a casa questi colori ad olio. Sì. Ma ti parlo che erano colori di 20 anni fa, no, ma magari di meno, 15 anni, perché c'era mio padre che dipingeva quando io ero piccolo. Quindi io la pittura l'ho sempre vista da quando sono piccolo, perché c'era mio padre che appunto dipingeva. Infatti abbiamo a casa quadri fatti da lui. Ed era una cosa che mi piaceva guardarlo. E in quarantena quindi avevo sto materiale, pennelli, non ne avevo 2 pennelli durissimi, che però quelli avevo, io non sapevo quali fossero i pennelli morbidi perché non avevo idea. il paragone, quindi Ok. per me erano buoni quei pennelli. Ok. Poi comprando i pennelli dopo ho scoperto che erano cagate quelli. Ok, c'era una che differenza. erano stuzzicadenti in realtà. E io con quegli stuzzicadenti ho fatto dei quadri che sono lì all'ingresso. Ho capito, ho capito. E nel frattempo sopravvivevo alla noia. Le alternative erano guardare serie TV, ma io per scelta non ne ho mai volute guardare perché non mi piacciono cose che iniziano e poi finiscono troppo tardi, oppure devi stare lì A seguirle. seguirle. Preferisco semmai un film, inizia e finisce e basta. Ok. E quindi praticamente questa sorta di tuo sfogo artistico, no? Tu l'hai fatto seguendo, diciamo, qualche artista che ti piaceva e ti sei un po' documentato oppure ti sei andato così di getto? Allora, se tu fai caso, dalle mie opere si evince una forte influenza di Salvador Dalì, che però è casuale, non è che lo voglio copiare. Già io disegnavo così prima di conoscerlo. Ovviamente una volta conosciuto sono impazzito io per questa persona. Oh, ciao, salve. tutto bene? Ho provato a chiamarlo, ma era morto. Ok. E quindi ho dovuto soltanto Salvador Dalì in siciliano sarebbe Turi Dalì. Turi. Martin Lupo, ragazzi, grande artista, guarda che quadro pazzesco che ha fatto sulla Sicilia. Tu ti sei svegliato dall'oggi al domani, hai iniziato a dipingere, diciamo così, ma già avevi questa bravura, questo talento. E poi, come dici tu ogni volta, il talento è soggettivo. Magari per una persona Sì. questa cosa può essere bellissima, per un altro può essere uno schifo, ovviamente. Esatto, che poi secondo me, parlando proprio d'arte, che secondo me l'arte è l'espressione del creare qualcosa secondo il proprio punto di vista. Certo. Poi può essere una cosa brutta, può venire orrenda, ma per quella persona è stato un modo per esprimersi e se la funzione è quella di essere guardata è arte. Certo, comunque sia, alla fine è quello. Arte scadente, ma arte sempre da guardare, sono d'accordo. che poi scadente è una cosa soggettiva, è sempre negli occhi di chi guarda Esattamente, come dici o di sempre chi tu. critica. E invece per quanto riguarda la Sicilia in sé, noi sappiamo benissimo che ci rivolgiamo sicuramente a tante persone della nostra terra, in quanto appunto i Tuppetteri è un gruppo che nasce dalla Sicilia, ma in generale la cosa ormai si è espansa a livello generale. Ma per te la Sicilia che cos'è in generale? Tu l'hai rappresentata qui in un modo molto particolare, ma per te quando tu pensi alla Sicilia, alla sicilianità, quali sono i pro e i contro, o se ci sono solo pro, se ci sono solo contro, cos'è per te la Sicilia? Io non penso alla Sicilia, la Sicilia ce l'ho attorno e ormai ne faccio così tanto parte che non ci penso più. Quando sei dentro qualcosa non la vedi. La Sicilia la vedi quando te ne vai. Ah. E io ho imparato a vedere la Sicilia quando ero fuori la Sicilia. Quando sei fuori
ti manca tutto quello che fa parte della Sicilia. Ti manca innanzitutto l'Etna, è un punto di riferimento. Come vedi anche nel quadro sopra e nel quadro, cioè, è una cosa che quando mi dici parla della Sicilia, l'Etna. Pensi l'Etna. Ma più che altro perché la vedi lì e sai che dove ti trovi. Sono in Sicilia, sto bene, sono a casa. Sì, certo, sono d'accordo. Un'altra cosa che manca quando uno è fuori è tutto il vario mangiare che abbiamo. Certo, Cannoli, arancini. Che tu infatti hai rappresentato qui. Io ho rappresentato tutto ciò che quando sono fuori mi manca della Sicilia. La Sicilia naturale, quello che ci offre, ma anche quello che abbiamo imparato a creare nel tempo come dolci, la rosticceria, la gastronomia, poi vedo anche dei frutti lì. E poi al centro c'è questo bel tuppettolo, che appunto è un omaggio, se vogliamo, ai giochi antichi. Ed è anche Alle tradizioni siciliane, alle siciliane. che comunque fanno parte di ciò che siamo. Poi vedo sopra questo tuppettolo che c'è questa mosca che sicuramente rappresenta una cosa antica, antichissima, che ci hanno detto i nostri nonni, i nostri genitori, ovvero che appunto il tuppettolo talmente la velocità che produce quando gira, che sente, diciamo, si sentono quei rumorini, quelle vibrazioni, come se ci fosse una mosca che gli permette di girare sempre più velocemente. Sì, anche nel film Baria, in una scena si vede proprio un tuppettolo che si rompe e fuori esce la mosca. Sì. Cosa vorresti dire alla nostra comunità, diciamo, in generale, sia sull'arte ma anche su quello che per te può essere anche lo sviluppo artistico del tuo futuro? Magari sai, c'è qualcuno che ci sta ascoltando e dice anche io vorrei iniziare a dire la mia a livello artistico, però magari sai, c'è qualcuno che vuole essere spronato, qualcuno che è più insicuro. Cosa vorresti dire? Quello che posso dire è che l'arte non bisogna fermarla, cioè se si sente di volersi esprimere bisogna farlo, anche se nel peggiore dei modi. Alla fine è quella sensazione che si prova quando crei che bisogna tirare fuori, non è tanto il risultato. Il risultato sta negli occhi degli altri, ma noi dobbiamo pensare a quello che abbiamo noi. Non ci deve essere nessun blocco cognitivo nel dire io questa cosa non la voglio fare perché magari poi vengo additato, oppure magari molte volte non si fa nulla perché si pensa a cosa possa piacere agli altri, e se si inizia a pensare a cosa può piacere agli altri non si fa niente, perché non lo sa nessuno cosa piace agli altri. Bisogna fare qualcosa che piace a sé, che ci si rivede in quella cosa. E quando io dipingo faccio dei quadri che vorrei avere a casa mia, non faccio dei quadri che vorrei che qualcuno comprasse. Prima di, diciamo, salutarci, vi lasciamo a quello che è una sorta di rivisitazione in chiave filmica di quello che è stata l'idea e la creazione di questo quadro. E spero di poterlo vedere magari più in avanti, sarai poi tu a dircelo se sarà esposto da qualche parte, se si potrà vedere, se è un progetto segreto che nessuno può vedere dal vivo. Questo poi ce lo farai sapere tu magari a casa mia, venite a casa mia all'interno delle tue pagine social, che ora linkeremo anche in descrizione, così magari da poter apprezzare davvero questo quadro dal vivo, perché ragazzi dal vivo è sicuramente molto più bello, i colori si vedono ancora meglio che visti dalla camera ovviamente. Questo episodio di A Modo Mio è composto da 3 parti, o atti. La prima parte è chiamata La bozza. L'artista vi mostra qualcosa di ordinario. Un foglio di carta, una gomma e una matita. Vi mostra il progetto, magari vi chiede di commentarlo, di controllare che sia davvero autentico, sì, non fotocopiato, originale. Il secondo atto è chiamato La tela. L'artista prende quel bozzetto ordinario e lo trasforma in qualcosa di straordinario. Ora, voi state cercando il bozzetto, ma non lo troverete, perché in realtà
non è davvero un foglio. Adesso volete saperlo, volete essere ingannati, ma ancora non applaudite, perché far sparire qualcosa non è sufficiente, bisogna anche farla riapparire. Ecco perché questo episodio ha un terzo atto, la parte più ardua, la parte che chiamiamo l'iscrizione. Quindi clicca in basso a destra e resta aggiornato. Allora, Walteruzzo, come ogni nostro ospite, noi abbiamo il piacere di lanciare il nostro tuppettero che tu già hai in mano. Ragazzi, guardate che bel tuppettero. E a te la scena. Dai, dai.